Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Nel covo di Vicolo San Vito a Campobello di Mazzara, ultimo rifugio del boss Matteo Messina Denaro, i carabinieri hanno trovato anche una pistola revolver calibro 38 completa di 5 cartucce. In casa il capomafia teneva anche 20 cartucce dello stesso calibro. Potrebbe essere la stato l'autista Giovanni Lupino a procurarla al boss. Tra i numeri di telefono negli appunti sequestrati all'uomo, anche quello di un venditore online di armi. Previsto per oggi ma disatteso l'incontro con Faita Cisal, Ultratrasporti e UGLA Autoferro non ha dato le risposte sperate e le associazioni insorgono contro i vertici aziendali assenti. Se l'azienda non vuole avere un dialogo con i rappresentanti sindacali dei lavoratori si andrà allo sciopero, commenta Aldo Moschella, segretario provinciale FAISA. I carabinieri di Catania hanno arrestato 2 minori per il reato di tentato furto aggravato in concorso. A riguardo i militari dell'Arma sono intervenuti in via Genova, dove una passante ha segnalato il furto di una moto in sosta. Il Ducati Monster è stato riconsegnato dai carabinieri al proprietario, che ha riferito che era stato anche spostato dal luogo in cui lo aveva parcheggiato. I carabinieri di Guardia Mangano hanno arrestato 2 fratelli catanesi di 47 e 60 anni, entrambi pregiudicati perché sorpresi in flagranza di reato di tentato furto in un'abitazione. I 2 fratelli sono quindi stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto disponendo nei loro confronti la misura degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18.